Come si rispetta in Italia il paese delle favole, del true crime e delle persone attaccate alla televisione per casi sui crimini che non verranno mai risolti? Restiamo il paese con più stereotipi al mondo. Ed è con questa intro che l'episodio numero 83 può avere inizio. Benvenuti e ben ritrovati. Giusto perché nel 1983 c'è stato un caso importantissimo riguardo Renzo Tortora. Enzo? No. Non mi piaceva più Renzo. Così, cambiamolo allora. Renzo dai. Tortora è stato preso da... No, per rimanere anonimi. Cioè, il signor Renzo Tortora. Renzo Tortora. Da non confondere con Enzo Tortora. E... che tiene tuttora a banco in Italia il true crime, gli episodi di questi casi che per carità hanno sconvolto le persone perché li hanno messi alla mercé del pubblico. Tanto, esatto, tanto errori giudiziari come quello di Enzo Tortora, che alla fine è stato uno dei più lapalissiani, ma anche altri tuttora irrisolti. E tuttora che sono tornati fuori. Sì, ciclicamente vengono... È brutto da dire riesumati, però. Sì, esatto. Ed è bello perché l'italiano medio si appassiona di queste cose. Sì, e poi diventa il tuo focus. Sì. Giornali, riviste, social adesso, che una volta non c'erano. Adesso vanno a cannone. Sempre nell'83 è nato l'internet. Le prime connessioni. Ma, diciamo, non vogliamo focussarci su questa cosa qui. Me lo permetti questa parola? Ma certo, no, sai che non abbiamo la censura qua, quindi abbiamo l'esplicito. Possiamo sgrammaticare quanto vogliamo, no? Non vogliamo focussarci su questa cosa qui, ma vogliamo portarvi all'interno del bel paese e raccontarvi le cose che più allo stesso tempo vi fanno dire no, non è vero, ma allo stesso tempo dentro di voi sapete che lo è. Lo è. Un po' quelle cose che vi punzecchiano per dire sì, noi non vogliamo essere etichettati così, ma non facciamo niente per essere diversi da questo. Bravo. E perché partiamo da questo? Perché recentemente, parliamo proprio di meno di un mesetto fa, in occasione delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, poi il prossimo anno ci sarà la gara ufficiale in quel del Golfo di Napoli, l'istituto organizzatore americano, per aiutare i propri partecipanti, ma anche turisti a seguito, ha voluto emanare una guida sul come sentirsi e sembrare italiani anche senza esserlo. E nella pratica è una guida che calca diversi stereotipi, che adesso andremo a passare uno ad uno e poi magari anche integreremo con altri fatti, tabù e stereotipi, giusto per fargli capire che se proprio devono fare le cose vanno fatte bene e gli spieghiamo come. Se si vogliono mimetizzare con... Al 100%. Sì, non voglio essere derisi o comunque... O sgammati subito, ecco. Sì, bravo, sgammati subito. Posso iniziare? Prego. Posso aprire le danze con questa guida? Allora, il primo, secondo me, è un principio costituzionale non scritto. Cioè, allora sono 139 articoli a memoria, i primi 12 sono quelli proprio intransigenti che non possono mai e non potranno mai essere modificati, questo è il 13°. Il cappuccino solo al mattino. Ero serio fino a un secondo fa. Ma anch'io sono serio. Okay. Non c'è di serio in questa affermazione. No, stavo dicendo, cazzo che bravo che si ricorda tutte le cose che ha studiato a diritto di civile. Diritto, Esatto. Va bene, hai degli orari precisi? Allora, solo al mattino arrivano fino alle 11, mezzogiorno se proprio ti sei svegliato tardi. Ma oltre è vietato. È tanto? È tardi? Sì, allora, concordo, però sai, magari cosa vuoi? Devi attirare i turisti, devi essere un po' di maglia larga, quindi vabbè, stringiamo i denti. Comunque, non oltre quello, niente cappuccino. Esatto, quindi se volete, voi americani, vietnamiti, colombiani, la qualunque l'ascolto, se volete mimetizzarvi, partiamo da questo. Non fate venire quella voglia di dolce al pomeriggio, ma sai, ci starebbe bene una bella bevandina calda? No. Iniziate con uno spritz piuttosto, alle 11. Ma quello va sempre bene. Fate una bella figura. So che voi perdete il lume della ragione dopo aver bevuto un mezzo sorso di spritz Aperol. Però
provate ad imparare. Se volete calarvi nella parte, cominciate a fare questo. È un po' come i reel, quelli tipo: sono le 8 di mattina, vuoi una birra? E la risposta è: ti sembra l'ora per certe domande? In che senso? Mi sembra ovvia la risposta. Sì, è chiaro cioè, è chiaro che sì, cioè, non ho capito. Vero. E questo era il primo. Secondo, e un po' mi trovo concorde, però adesso lo vediamo assieme. Non abbiate paura di testare il vostro italiano. Ah sì, vero. Cioè, se magari volete ordinare, cioè non prendete il menu e dite this, magari provate a leggere fettuccini, dite anche lasagne, se proprio volete, perché non avete quella gne nel vostro suono, ma noi in qualche modo tendiamo ad apprezzare e poi a correggervi, ma in modo amichevole, non per riprendervi. Ma anche esaltarci, penso. Sì, perché ci sentiamo come, ma che bello! Perché hai acquisito questo accento automaticamente? Vabbè, perché si tiene nel Golfo di Napoli la gara. Sì, okay. Un po' sì, ma sai che comunque alla fine, sai, noi siamo il paese della pizza, pasta, mandolino, sono tipicamente, diciamo, oltre po'. Mettiamola così. Sono pienamente d'accordo. Ci agitiamo proprio per un ciao, come stai? O detto malissimo. Sì. Oppure esatto come hai detto tu, un bel lasagne. Piazzato là perché sai che tipo sia gli anglofoni che anche i tedeschi non hanno la gne nel loro suono, e quindi per loro è lignano, per loro è lasagne. Sì. Quindi è un qualcosa che effettivamente poi loro hanno difficoltà, e quindi noi apprezziamo il fatto che provino a immedesimarsi nel nostro linguaggio, a differenza di qualche altro pagliaccio, eccolo là, bravo, qualche altro paese dove se ti sforzi a dire una parolina di più. Ma non mi riferisco casualmente, cioè mi riferisco no, lo diciamo a quel subito. paese che ci ha copiato la bandiera e ha cambiato il verde col blu. Assolutamente. Quello che se per caso dici bonjour ti fanno no. Bonjour. Ti rispondono in inglese. Sì. Sì, perché dicono: ma cosa stai tentando di fare? No, anzi, o se provi a parlargli inglese per essere un po' international, je ne parle no. Iniziano a parlare così. Invece noi, anche se uno dice grazie, noi grazie. Era tipo Cristiano Ronaldo che aveva fatto il post grazie con 3Z, per noi Ronaldo ha parlato in italiano. Cazzo, 3 anni che sei qua e sai dire grazie, wow. Sì. Non so da cosa può provenire questo minimo. Forse perché ti dico io, ci abituiamo al minimo sforzo. Ah, ok, dici basta poco. Esatto, per noi il minimo poco. Sindacabile. Esatto, accettato, sei politico. Sì. Va benissimo, promosso. Sufficienza risicata, non serve oltre. Siamo così, dai. A proposito, visto che abbiamo il cartello, vedi, basta. Te ne intendi di ippica? Musetto davanti, posto. Tanto così, basta. Va, più che sufficiente. Sì. Beh, da poco si è conclusa la IndyCar e cosa sono 600 giri, mi pare, dell'ovale, mi parla IndyCar. Ok. E il secondo, diciamo, la seconda macchina, base, praticamente ha fatto 599 giri in seconda posizione. Al 600esimo giro ha preso la scia, si è buttato davanti e l'ha vinta. Basta, più che sufficiente. Più italiano di così cosa vuoi fare? Esatto. Poi, terzo punto. E qui si aprirà un po' di dibattito, secondo me. La colazione è dolce. Sì. Cioè, la colazione è cornetto e caffè al bar, in piedi, di corsa, perché sei in ritardo, l'italiano. Sì, il ritardo è un classicone, chiaramente. Il dolce, perché è l'americano che ci ha portato il salato. È l'americano che ci ha portato il French. No, il French toast l'ha portato il francese. Ancora, sempre loro. Ancora loro. I fagioli con il prosciutto a colazione l'ha portato gli inglesi e non sono neanche buoni. O cos'è? Uova e bacon? Uova e bacon, bravo. Americanata. O la salsiccetta. Sì. Quelle che trovi o quel caffè decaffeinato fuori maniera. Allungato, proprio. Chi si agita, però dai, glielo permettiamo. Quindi magari anche qui, cioè, se volete proprio confondervi, arrivate al bar di corsa, cornetto, così. Ma basta che lo dite così. Cornetto, per piacere. Esatto. E il barista sarà subito, amico mio. Mi batte forte il cuore. Dopo. Promossi per adesso. Per ora sì, dai, ci sta come guida. Altra cosa, per l'italiano medio, l'abito fa sempre il monaco. Inteso come
anche se dovete andare a fare la spesa, dovete scendere a prendere le sigarette all'automatico, qualunque cosa minima e banale che dovete farla, sempre vestiti a modo. Non abusate dell'infradito per andare ovunque. Nemmeno il sandalo col calzino bianco. Vabbè, quello Nemmeno quello è anni che l'abbiamo proprio. Allora, voglio portare avanti questa battaglia. Solo perché mi va bene da 2 anni. Ok. D'estate il pantalone lungo. Ok. So che è impegnativo, molto impegnativo. Però è stiloso. Sì, fa il suo effetto. Il pantaloncino corto rientra ancora nell'area del teen. Ok. Visto che siamo international del ragazzotto, Quindi no? tu dici, se vuoi fare quel passo avanti... Sì, il jeans lungo, magari un pantalone in lino, quando entriamo nella stagione un po' più pesante. Però il pantalone corto, col tascone o militare camouflage, Ok. sai, quelle cose lì, Sì, fanno sì. molto America. Ok, tu dici sì. Sì. Beh, vieni identificato subito. Sì, la camicia floreale. Ok, quella proprio hawaiana, Sì. Cioè tu dici, se vai al supermercato, magari in una località di mare, e vedi uno con la maglia con un'aquila gigante, pantaloni con i tasconi, infradito... È albanese. Ok. È albanese. No, nelle località balneari penso che anche noi italiani andiamo a fare quella mini spesuccia in infradito, costume, Vabbè, forse anche sì. a petto nudo chi è più sfrontato. No, ma vabbè, ma adesso ti mettono il divieto, esatto. Sì, in tante città c'è il divieto. Anche se sali dalla spiaggia, comunque ti metti sopra o la t-shirt o la camicetta Sì, leggera. sì, esatto. Cioè anche... Per carità, magari ti viene da dire sono al bar della spiaggia, sto in costume, vado lì. Comunque noi la magliettina ce la mettiamo, per rispetto. Sì. Esatto. Quindi noti la differenza. Rientra nel teen anche la canottiera. La canottiera la potete mettere solo se avete le spalle di Schwarzenegger. Ah, quella, no, non tipo la canottiera della salute. Sì, proprio la canottiera della salute. Ah, Quella, ok. No, pensavo una canottiera da uscire, da sabato sera, da... Cosa intendi te? Io intendo tipo quella che ti metti sotto perché hai superato una certa età e quindi... Sai, devi coprire il pancino, se no... Sì, ma solo quella è terribile. Ah, no, solo quella sì, no, ok. No, allora, si mette perché... Vuoi o no, inizia a metterci il discorso mal di schiena o tener calda la pancina. Esatto. Bon. Ma io voglio entrare anche nel discorso, c'è chi mette la canottiera per far assorbire il sudore alla canottiera in modo da non macchiare la maglietta o la camicia sopra, ok? Sì. Quindi chi di giovane mette solo la canottiera per muoversi in giro andrebbe bannato. Bocciato. Giovane o anche un po' più âgé. Âgé che si sente giovane, ancora peggio forse. Ancora peggio, cioè o hai un fisicaccio che veramente, ok, te lo posso accettare. Questo mi ricorda però quello con uno stile di moto così, uno fisico del genere può accompagnare solo e dopo steso per terra sull'asfalto. Però lui aveva un gran fisicaccio. Lui non ha niente da dire, esatto. Cioè, quelli che non so mai, che la palestra l'hanno vista col binocolo, le spalle che tirano giù come la A maiuscola dell'alfabeto e con sta canottierina qua che a momenti la spallina gli cade giù come, sai, chi ha avuto una colluttazione. No, dici no, via, non ci siamo. Quindi mi raccomando, turisti in visita, sempre vestiti a modo in qualunque tipo di occasione. Ultimo appunto che ci lasciano è quello riguardante il contatto fisico, che, e lo specificano loro, non io, che poi sembra che già che tra son biondo, alto atesino, eccetera, possa avere qualcosa contro. Lo specificano loro. Pensavo dicessi ariano. Siamo là, esatto, probabilmente. E te ti saresti salvato. Sì, avrei avuto vita facile 90 anni fa, sì, madonna. Magari anche un rango alto dell'esercito. Sì, beh, avrei fatto carriera sicuramente. Comunque, dicono che specie al sud, specificano da Roma in giù, molto, molto bossiana questa cosa. Proprio il contatto fisico è estremamente normale, quindi non abbiate paura di ringraziare anche il cameriere con una pacca sulla spalla, un abbraccio, dammi un 5, qualunque cenno che vogliate. Adesso, noi però qua siamo un po' più per tenere le distanze. Parliamone, esatto, perché il contatto fisico giusto. Cioè, sì. bisogna sapere dove mettere le mani. Ok. In tutti i sensi. Perché chiaramente
tu dici contatto fisico, cosa intendi secondo te? Dar la mano e due No, baci per loro- salutare? Ma sì, ma loro intendono proprio il fatto, cioè, non preoccupatevi se arriva una persona e subito vi dà una pacca sulla spalla e cose del genere, cioè ricambiatela, anzi, che è ben accetta. Quindi magari cercate di non essere rigidi di fronte a questo calore che vi viene esternato. Certo, Questo sì. intendono. Sì, perché il tocchicchiare, la maglietta, i bottoni, quelle cose vanno tutte oltre. Esatto, e quindi a oltre quel limite. vostra volta riproponetelo. Quindi se volete sentirvi più italiani, quando magari salutate e tutto, oltre al vostro grazie, cercate anche un po' di questo tipo di contatto, ecco. Ciao amico, stammi bene. Esatto, poi ovviamente non parlate citofonando in continuo. Quelli che parlano in continuo sono così, quindi quello no. Però Evitiamo. cercate un po' di lasciarvi andare questo tipo di contatto. Sì, chiaro, tipo il tocco, sai quando tu non so se ti capitava il nonno che ti prendeva dietro il gomito, metteva la mano, quello lì potrebbe anche starci magari un tocchettino, un saluto o la mano sulla schiena né appena sopra il sedere e né appena sopra sotto il collo, zona pacca. Sì, quella via intermedia, un colpettino leggero, come dire, cioè riconosco il tuo valore, esatto. Ti saluto oppure ti accolgo, ecco, insomma. Dolcis in fondo chiudono con un di tanto in tanto, se proprio volete calarvi nella parte, inserite un mamma mia, così, per in qualunque situazione, cioè che volete saltare una cosa positiva o negativa, facendo tipo anche così, cioè, esatto, sì, tipo mamma mia che buono, mamma mia che brutto, cioè qualunque cosa, il mamma mia a detta loro ci sta. Sì, è tipo a Roma mettere insieme e sti cazzi, Ok. che va bene per tutto. Ma vabbè, ma quello magari è già un livello pro. Questo sì. è italiano in senso lato. Poi se vuoi entrare, mamma mia, può essere cioè, può essere il sti cazzi, può essere il Gesboro a Venezia, può essere sì. Poi dipende da zona a zona. Sì, tenete questo intercalare. perché dopo rischiamo questo è universale, sì. Se integriamo tipo questo, tipo questo è già diverso. Questo anche è già diverso, anche questo. Poi questo, ce ne sono tanti un po' pigliati. Sì, esatto, il gesto dell'ombrello. Vabbè, ma quello no, è più dell'est Europa questo gesto. Questo sì, esatto. Questo però ci apre già un'altra prima parentesi che qui non è citata. Siamo il paese che parla più con le mani che con la bocca. Cioè lo facciamo. Forse anche perché ci piace essere molto pragmatici. Star poco, il discorso di prima, nel senso, con poco la risolviamo. O è sempre legato al nostro essere latini e quindi espansivi e dobbiamo anche far intendere il nostro concetto. Allora, c'è la versione sì che dici tu, esatto, inseriamo nel parlato il gesticolare, magari per i muti o per i sordi, per fargli capire meglio. Ok. Come quella della Rai, che esatto, canta al telegiornale. Quella a fianco al telegiornale, sì. Oppure proprio per star poco, nel senso, andiamo via senza star là a dire avanti. Sì. Andiamo a mangiare, ho fame, mi sta qua, mi sta sulle balle. Poi si creano comunque un po' di incidenti diplomatici, secondo me, perché tipo c'era sempre il video di questo simpatico indiano che aveva lì degli italiani che non sapevano dire come avevano fame e facevano il gesto così. Solo che in India questo non vuol dire dammi da mangiare, adesso non ricordo cosa, ma vuol dire altro. Ma è qualche pratica quindi, strana. Si può creare qualche squilibrio se non si sta attenti. Incidenti diplomatici. È che questo secondo me è proprio così insito in noi che quando ci dicono siete un paese di gesticolatori, noi ma come? Cioè subito, ma come? Stai dicendo, è tutto vero. Ma anche gli sguardi, posso aggiungere anche questa? Sì. Perché tipo qualche reel che circola che dice tipo linguaggio tra le ragazze, quando dico magari se sono in discoteca, una viene approcciata da un tipo, hanno lo sguardo per dire aiutami, portami fuori da questa situazione, hanno il loro sguardo per dire via da qua, oppure che palle, sai, la gente che guarda verso l'alto, insomma. Siamo molto, diciamo, espressivi. Bravo, espressivi. Collegato all'espresso, al caffè, altra cosa, che è tutto un cerchio. Siamo ciclici. Ma so che ne hai altri. Concludo con invece le cose che non si vogliono dire. I tabù italiani. Quello che vogliamo tenere sotterrato. Comincio da quello che era un tabù e secondo me adesso è stato un po' sfatato, anzi più che sfatato. Ok. Il discorso della vita privata e sessualità. Una volta era molto pudico come argomento.
Ok. Adesso invece ci fanno le puntate di video su YouTube, cioè, parlano solo di quello perché per attirare persone che se lo ascoltano, perché magari sono solo quelli che guardano. Ma allora, magari con le persone che hai appena conosciuto è impossibile parlare di un argomento del genere. Certo. Con gli amici che conosci da più tempo, magari insomma viene fuori. È più sdoganato. È più sdoganato, assolutamente adesso. I tradimenti, se vogliamo mettere anche in questo argomento qua, sono una cosa che ci tiene attaccati a qualcuno che ne parla, alla televisione se ne parlano o in un video se ne parlano. Tradimenti sessuali, intendo. Ma c'è le storie, quindi? Sì, tipo, sai che quello lì è andato, stava con quello lì e poi è andato con quell'altra, ok. sono appartati, hanno fatto questo, hanno fatto anche solo un bacio. Sì, è più lo sparlare, diciamo. Lo sparlare, esatto. Però è comunque intrattenuti su questo. È una sfera intima. Beh, sai che comunque siamo, e questo è un po' la nostra macchia, un paese che penso 30 o 40 anni fa ha abolito il concetto di delitto d'onore. Io americano in questo momento. Ok, fondamentalmente il discorso per il quale qualora la donna venisse colta in flagrante adulterio e il marito reagisce in maniera sproporzionata causando un delitto, era considerato delitto d'onore, per cui era stato tradito l'onore del nome e del cognome e aveva delle attenuanti. Ah. E questa parliamo di 40 anni fa, okay. non parliamo del Medioevo. Sì, sono pochi 40 anni. Molto pochi. Però possiamo dare la colpa di questo tema qui che è stato sdoganato a una persona sola. Da chi mettiamo alla berlina, dai? Corona. Ah. Venduto alla mercé di tutti quanti su chi... No, chi? Su che giornali andava lui? Tutti. Vendeva Beh, il direttore di chi poi l'ha proprio... Sì, esatto. Ho beccato l'unico giornale che non dovevo beccare. Vendeva i suoi articoloni di quelli che andavano, esatto, veline e non, calciatori. Beh, lì poi negli anni 90 è esploso la moda dei paparazzi, cioè lui... Il concetto di paparazzo che andava a caccia apposta di quello per parlare. Mettere alla mercé di tutti quanti delle situazioni molto personali, intime, ecco, che usualmente non venivano messe sulla piazza. E questo è il primo. Un altro tema molto tabù italiano è la riservatezza sul denaro, stipendio e patrimonio. Vero? Si fa molta fatica a parlare tipo Vero. Quanto prendi tu, quanto prendo io, reddito annuale, i beni che possiedi, nel senso, se viene fuori che hai qualcosa, boom, ne parli, cosa, ma dopo sono tutti lì a puntare il dito, lui le paron, le piende skate, sì. Esatto. C'è sempre questa mezza Sei sempre a fare i conti in tasca agli altri. Esatto, che anche lì ci tiene banco l'argomento. Sì, no, noi siamo molto, da questo punto di vista siamo molto riservati, molto non devono sapere cosa prendo, cosa faccio, cosa ho, meno sanno meglio è, perché poi si sparla, poi si va in giro a dire. E nasce dai paesini questa cosa. Sì, perché il paesino sapeva tutto di tutti. Tutti sanno tutto di tutti e quindi... Beh, poi noi siamo l'emblema del paese frammentato, nel senso municipalità come le nostre di prendo Porto Buffolebre che è il più piccolo di Treviso, ma ce ne sono di più piccoli in giro per l'Italia, non esistono fuori dal nostro paese, cioè il paesino che per orgoglio ha la chiesa, il comune, ha la scuola, ha l'asilo, ha 100.000 infrastrutture che all'interno di una cosa minuscola. Niente, sono tutte là. Poi lo stesso, cioè la sala consigliare alla mattina fa le elementari, al pomeriggio fa il consiglio comunale, cioè, perché dopo diventa così. Tutte le scuole hanno una maestra di italiano. Esatto, è sempre quella. Locale. Assolutamente. Però questo mi fa sorridere perché ricordo una ragazza di queste zone che adesso vive stabilmente in Cina da parecchi anni. Lei comunque lavora per una società che poi ha contatti con l'Italia e nel mentre praticamente altri addetti cinesi, diciamo, addetti al personale delle buste paga, avevano preso e mandato una bella mail in copia conoscenza a tutte le varie buste paga. Però l'aveva mandata anche a dei recapiti italiani e anche quindi questa persona che conosco è andata a spiegare, attenzione che in Italia questa cosa anche no, cioè più delicato. È un po' delicata, invece per loro va bene tutto. Va bene tutto. Ma anche i paesi nord europei, secondo me, non c'è questo... Sarebbe bello scoprirlo. Troveremo qualche amico dalla Norvegia che ci chiama. Penultimo, e dopo concludo perché siamo al limite, i temi della Chiesa sono molto delicati. Soprattutto, in questo periodo qua. Mettiamo che in Italia a momenti la gente crede più all'oroscopo che alla Chiesa. Battagli mettiamo. Ok, è così, punto e basta. Punto. E
tipo, che so, gli argomenti sono più toccanti, più delicati, sono tipo i finanziamenti alla Chiesa, Sì. le offerte, l'8 per 1000, tutte queste cose qua, che la gente si chiederà per sempre come mai la Chiesa ha così tanti soldi, e allo stesso tempo molti... E proprietà. Le proprietà, esatto, i beni. Sì. E soprattutto diciamo tipo quei temi controversi tipo i diritti civili, l'etica, ecco, questa è una cosa, un argomento delicato da trattare, a volte si cerca anche di evitare di parlarne. Ma noi saremo sempre influenzati. Col fatto che ce l'abbiamo Sì. sotto casa, In casa, cioè. in casa. È in casa però per i conti suoi. Sì, è un enclave. Sì, esatto. E quindi anche questo è un tema molto delicato per gli italiani. E concludiamo col tema più bello di tutti dell'Italia, del quale a volte parlarne porta divertimento, ma a volte un po' di scandalo, vergogna. Imbarazzo. No, è esagerato dire Imbarazzo. Sì, ma teniamo sul divertimento per Ok. adesso. Se io ti dico, se io vado fuori dall'Italia e parlo di politica, la politica italiana con uno straniero, quale può essere la prima parola che loro mi possono dire? Ti dicono un nome, non ti dicono una parola. Bravo. Proprio lui. C'è ancora. Berlusconi. Vai Sono fuori passati dall'Italia. 3 anni, ma è ancora qua. Lui resterà sempre. Mi è capitato recentemente di andare all'estero e incontrare 2 simpatiche signore, erano un po' attempate in treno e avere una bella discussione. E una di queste mi fa: ma com'è la vostra presidente del Consiglio attuale? E noi gli abbiamo detto: è brava per quello che fa, tuo parere. meno bravo per le sue cose, eccetera, eccetera. Ma lei poi mi fa questa domanda: ma voi avevate un presidente così bravo una volta? E io gli faccio: chi? Gentiloni? No. Fini? No. È stato lì a pensarci. Renzi? Nemmeno. Ma anche tu come hai fatto a non pensarlo subito? Berlusconi! E lei si è illuminata. Ah sì, lui era bravissimo, fortissimo, simpaticissimo. Vai all'estero, Berlusconi è il migliore che possa esistere. Non a caso, forse possiamo dire anche che abbiamo vissuto un mini periodo d'oro con questo presidente, a partire che era riuscito a far stringere la mano a Putin e Bush. Sì, c'è poi il video che gli prende le mani e le... È riuscito, passando per il bunga bunga. Ma quante ne ha fatte? Era un uomo a 360 gradi. È stato famoso nel mondo del calcio, dello sport, Nell'investimento. dell'investimento. Ha fatto la guerra alla Rai e l'ha vinta. Cioè, Esatto. a 360 gradi. L'uomo più grande di tutti quanti, esatto. Nel bene o nel male, cioè in tutto comunque ci ha reso riconosciuti e ci ha dato come posso dire, un qualcosa di cui essere parte alla fine, perché se anche adesso, dopo 3 anni che è passato a miglior vita, oddio, non so se il suo caso è passato a miglior vita, comunque vabbè, perché non se la passava male secondo me qua. E dopo comunque anni che non è più ai vertici della politica, lui è ancora nei nostri pensieri. Sì. E fuori siamo ancora... nonostante abbiamo, per assurdo, adesso le cose si sono ribaltate perché abbiamo noi un governo stabile, che se ne dica, e fuori invece all'estero Macron ogni giorno sulla graticola, in Inghilterra cambiano più premier che mutande, perché non si lavano. Sì. E, Sanchez. ma anche là sta venendo fuori Spagna, casini. casini. Noi, voglio o no, siamo stabili, Zitti e zitti. ma ancora noi abbiamo Silvio. L'ombra di Silvio. L'ombra di Silvio c'è. Ma tanto che Forza Italia ha talmente carattere nell'essere un partito che continua a scrivere sotto Berlusconi presidente. Però loro dicono: no, ma è per Marina perché sta entrando in politica. Ma come faceva, chi era, Giacomino? Ah sì, metti qua il gomito. Vai, ok. E su questa, che in realtà chiudiamo il cerchio. Sì. Perché ci colleghiamo con quello che avevamo detto all'inizio. Esatto. E quindi vi salutiamo su questa... Anche perché alla fine Silvio non era mai stato condannato. Non c'entra niente. Nessuno ce l'ha mai fatta alla fine. No, così. Io volevo collegarmi al fatto che era stato forse il primo governo di destra dopo innumerevoli di democristiani. No, io volevo collegarmi al fatto, se abbiamo accusato ingiustamente Enzo Tortora, magari Silvio per certe cose meritava, ma niente, non ce l'abbiamo fatta.
E su questa, diciamo, dottrina che abbiamo riportato, perché chissà che in Vietnam o in dovunque ci ascoltino si ricordino di questo dovunque il grande nostro presidente. verbo arrivi. Sì, esatto, che ha riportato in auge anche il Milan. Chiudiamo questo 83esimo episodio di Meteoritivo. Tiriamo giù le serrande. Vi salutiamo e ci vediamo Alla prossima puntata. Ciao ragazzi.